mese di maggio, presso il villaggio turistico internazionale di Bibione, si svolge il Beach Volley Marathon, l'evento open della specialità più conosciuto, spettacolare e partecipato d'Europa, con i suoi quasi 15.000 atleti che si sfidano tra salti, tuffi e schiacciate nella lunga arena beach che comprende oltre 200 campi da gioco. La partecipazione al Beach Volley Marathon è aperta a squadre di ogni livello di gioco, composte da atleti senza limiti di età, suddivisi nelle categorie maschili e femminili 2x2 e 3x3. Non manca infine il 4x4 misto. L'organizzazione ha pensato a tutto, anche chi non ha una squadra o non riesce a trovare una compagna o un compagno. In quel caso può inserire la propria richiesta nella sezione Cerco Squadra del sito www.beachvolley.it. In questo modo la partecipazione viene facilitata attraverso lo scambio di richieste analoghe. Gli incontri del 2x2 si svolgono nelle giornate di venerdì e sabato, con la formula di gioco che prevede un tabellone a doppia eliminazione. Dal tabellone vincenti si entra nel tabellone perdenti con la prima sconfitta e si viene eliminati dopo la seconda. Giocano le semifinali le due coppie vincenti e le due coppie perdenti rimaste in gioco alla fine della fase eliminatoria. Gli incontri 3x3 maschili e femminili ed il 4x4 misto si svolgono nelle giornate di sabato e domenica. Nella giornata di sabato la formula di gioco prevede una fase di qualificazione attraverso gironi a 4 o 5 squadre. Al termine della fase di qualificazione sarà stilata per ogni categoria di gioco una classifica provvisoria sulla base del quoziente punti acquisito sino a quel momento da ciascuna squadra. La fase finale nella giornata di domenica si giocherà sulla base della stessa classifica con incontri a eliminazione diretta sino alla finalissima. Gli arbitraggi sono effettuati a rotazione. Significativa la presenza all'evento di molti team da tutta Europa. Hello, we are from Austria and we love the sun and the beach and here is a little song for you. Wir wollen das Katzenklo, wir wollen das Katzenklo, wir wollen das Katzenklo. Wir wollen das Katzenklo, wir wollen das Katzenklo, wir wollen das Katzenklo. Hey! Why? Because the weather is better, there's a really nice beach, and actually, as you may know, we don't have a really beach like that in Switzerland. Beach Volley Marathon non è solo sport, il perché lo chiediamo a qualche protagonista. Perché alla Marathon Beach ci sono persone da tutta Italia e anche fuori Italia e si può fare tantissima amicizia sia nei campi di gioco sia dopo, quando si fanno le feste. I motivi della partecipazione a queste giornate di gioco sono i più vari, addirittura anche un addio al celibato. Siamo contentissime di essere qui, è già il 4º anno e questa è un'occasione un po' speciale, infatti siamo felici perché sono qua con le mie amiche ed è un'occasione unica e spero che si potrà ripetere con loro. E è sempre più grande questo evento, c'è sempre più gente, però ne vale la pena e siamo felicissime. Questo posto è ogni anno sempre più bello, c'è sempre più spettacolo di pallavolo veramente. L'unico problema purtroppo negli ultimi anni è il tempo perché non siamo fortunatissimi, però davvero lo spettacolo è unico e consiglio a tutti di farci un salto. Sul Beach Volley Marathon abbiamo chiesto anche le impressioni di atleti affermati. All'inizio del girone il livello non è che sia molto impegnativo, però pian piano che vai avanti ti trovi delle coppie che sanno giocare abbastanza bene. Come esempio oggi abbiamo giocato con due ragazzi tedeschi che giocano World Tour, che per me che gioco indoor è una bella soddisfazione giocare contro di loro. E niente, il livello è abbastanza alto. Beh, innanzitutto la prima caratteristica è che c'è tantissima gente, ho sentito, se non mi sbaglio, circa 14.000 iscritti ed è la caratteristica principale. L'organizzazione è ottima anche perché è molto difficile organizzare un torneo con così tante persone, così tante perché c'è il 2x2, 3x3, 4x4, poi c'è tutto l'organizzazione alberghi eccetera. Noi ci siamo insomma trovate molto bene, è stato divertente, abbiamo fatto solo il 2x2 perché dovevamo tornare a Roma domattina, però magari prossimamente parteciperemo anche agli altri.
Diciamo che qui l'obiettivo principale è divertirsi, però le coppie che abbiamo incontrato si sono impegnate tutte al 100%, quindi comunque abbiamo trovato delle squadre che si impegnano e che vogliono fare del loro meglio, quindi giocare contro di loro per noi è stato un buonissimo allenamento e ci siamo anche divertite, com'è lo spirito, insomma, di questa manifestazione. Per agevolare i momenti di socializzazione, l'organizzazione prevede i Party Beach, dove migliaia di partecipanti ogni sera dopo le 19 si ritrovano a ballare in spiaggia con la presenza di animatori e DJ di eccezione. Ad uno di loro abbiamo chiesto qual è la musica preferita dai Beachers. Non c'è un genere in particolare, però piace tantissimo all'attualità, house commerciale, e poi ci sono i tormentoni anni 70, ognuno si fa una sua colonna sonora che piace inevitabilmente e che coinvolge. A casa ricordano magari a dicembre, maggio cos'era successo, quindi tutto va bene, ma soprattutto la nostra musica. Per tutti quelli che hanno ancora adrenalina in corpo, dopo cena c'è il disco party presso la discoteca Shani di Bibione Pineda. Un appuntamento bis del Beach Volley Marathon si svolgerà ai primi di luglio, chiamato Night Edition, giocato nella sola giornata di sabato con festa notturna finale. Sempre ai primi di luglio ci sarà spazio anche per i più giovani, con il trofeo Beach and Ball, la più grande kermesse sportiva giovanile italiana di beach volley, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo ed organizzata sempre da Raduni Sportivi SRL.